In questo momento il caporalmaggiore Binello si sta portando sulla verticale di quella che sarà la zona di atterraggio e si prepara a dispiegare la bandiera. Questa è un'operazione estremamente delicata. Questo genere di ripiegamento della bandiera, per tutti quelli che sono qui e hanno calpestato l'interno della palestra di parcheggio, eccola, la possiamo vedere. Il tricolore si sta dispiegando lentamente. Ecco, in questo momento la bandiera è uscita. Alcune manovre del caporalmaggiore Binello per permetterne una buona apertura. Questa è una bandiera che quando è distesa per terra è un pochino più grande di un campo di calcio a 5, un pochino più grande di un pochino più piccola di un campo di calcio a 7, tanto per dare un'idea delle dimensioni. È una bandiera che ha delle problematiche di conduzione abbastanza rilevanti. Come ben potete immaginare, questa bandiera fa un'azione di freno molto intensa sull'avanzamento del paracadute. Questo tipo di paracadute è un paracadute operativo che non ha problemi ad avanzare, è fatto per essere usato con venti che vanno fino ai 7-8 metri al secondo. L'azione di frenaggio della bandiera è particolarmente intenso e questo deve essere tenuto in debita considerazione da parte del paracadutista che conduce il paracadute. Potete notare anche come il paracadute grigio, il paracadute operativo con la bandiera, rispetto all'altro paracadute scenda molto velocemente, proprio perché sotto la bandiera abbiamo una zavorra in piombo. Questo complesso sono circa 70 kg, quindi questo fa sì che l'affondamento della velatura sia molto più intenso. In questo momento Alessandro si porta alla fase conclusiva del lancio sull'area Fender.